Preparatevi, perché la finestra di gennaio si preannuncia movimentata per il Napoli. Le voci sull'arrivo di un difensore che potrebbe rinforzare la nostra difesa circolano e le speculazioni aumentano. Potrebbe essere il rinforzo di cui abbiamo bisogno? Restate sintonizzati per scoprirlo. E non dimenticate di abbonarvi e di lasciare il vostro like per essere sempre aggiornati su tutte le novità del Napoli. Oggi parliamo di una notizia che potrebbe cambiare la rotta del Napoli nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista dell'Empoli Ardian Ismaili è nel mirino del nostro club e ci sono mosse strategiche che potrebbero garantire il suo arrivo già a gennaio. Il presidente Aurelio De Laurentiis è molto attento e l'offerta di 2 milioni di euro potrebbe essere la chiave per portare a termine l'affare. Il Napoli ha una storia di buone trattative con l'Empoli e questo rapporto potrebbe rafforzarsi ulteriormente con il possibile arrivo di Ismaili. È un giocatore che si fa notare e, a quanto pare, Antonio Conte ha già dato il suo consenso. Ma, diciamolo, la concorrenza è agguerrita. Ismaili sarà libero a giugno e molti club vorranno approfittarne. È la decisione migliore? Sinceramente sono indeciso. Pensando al futuro della squadra, questo acquisto potrebbe fornire la solidità difensiva necessaria per le sfide che dovremo affrontare in questa stagione. Con Ismaili, il nostro sistema difensivo potrebbe assumere una nuova forma, un nuovo vigore. Ma, naturalmente, questo solleva anche una questione: stiamo privilegiando il presente rispetto al futuro? L'arrivo di un giocatore come lui potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma se non stiamo attenti potremmo perdere un'occasione preziosa. E lei cosa ne pensa di tutto questo? Penso che l'ansia sia nell'aria e che i tifosi meritino una risposta. Quali sono le sue aspettative su questo possibile appuntamento? E se non dovesse accadere, quali sono le possibili alternative per rafforzare la nostra difesa? Voglio sentire le vostre opinioni qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro Napoli. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti essenziali. Tifiamo insieme e discutiamo del futuro della nostra amata squadra.